Buongiorno, ben arrivati, sono arrivato anche io, appena in tempo. Un avviso: oggi avremmo dovuto fare un'ora col professor Patota e 2 con la professoressa Rico, ma alle ore 17 pare che la rete verrà temporaneamente sospesa per manutenzione e quindi ci dobbiamo restringere in 2 ore. Ecco, cominciamo come al solito puntuali. Io faccio una breve presentazione. Breve presentazione significa che parlerò circa mezz'ora, dato che abbiamo fretta, del professor Giuseppe Patota, che insegna storia della lingua italiana nell'Università di Siena, più precisamente nella sede di Arezzo, che è uno studioso molto attivo di storia della lingua e con particolare interesse per la storia della grammatica italiana. Ha una presenza importante ormai da parecchi anni anche nell'editoria scolastica, cosa che dico non per pubblicizzare i suoi libri, ma per sottolineare l'attenzione all'insegnamento con testi di grammatica non solo per allievi italiani, ma anche per gli immigrati, che sono uno dei grandi problemi della scuola secondaria di primo grado, quindi è esperto anche di italiano come L2, come lingua seconda. Non faccio la lista delle sue opere, ricordo solo un libro recente dell'anno scorso che è accattivante già nel titolo, La grande bellezza dell'italiano si chiama. Hai ispirato tu il famoso film Non c'è dubbio. Dante, Petrarca, Boccaccio. E poi questo libro molto recente, ce l'avete? Io non lo vedo, Bravo col punto esclamativo, nell'Universale del Mulino. E per capire un po' anche il piglio brillante di Patota, che tra noi professori non è proprio generale, vedete l'indice, ce l'avete? Ce l'ho anch'io, sì, dove si capisce è appena uscito, io non l'ho ancora letto, quindi parlo a scatola chiusa, lo confesso, ma si intuisce l'andamento di questo libro, che è dedicato a una parola. Il suo maestro, vecchio amico Luca Serianni, in contemporanea ha pubblicato un libro nella stessa serie intitolato Parola, cioè un libro sulla parola. Si potrebbero scrivere grossi volumi, ma questi sono libri invece sulle 100 pagine circa. È anche lessicografo, non per niente oggi ci parla del lessico, è direttore scientifico del dizionario Garzanti, ha collaborato parecchi anni alla certificazione PLIDA, cioè la certificazione della lingua italiana per la Società Dante Alighieri, lavora anche all'Enciclopedia Treccani. E concludendo, direi che rigore e capacità di presentare piacevolmente, in modo interessante, la grammatica e la lingua italiana, che spesso la grammatica soprattutto ha un aspetto un po' noioso come immagine, come stereotipo, queste doti caratterizzano molte sue pubblicazioni di ampia diffusione. È quindi uno studioso incisivo dell'italiano antico e moderno e un promotore efficace della lingua nazionale anche presso il vasto pubblico e non solo negli ambienti scolastici. Non meno rilevante, infine, è l'impegno di Patota per l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri, elemento essenziale per la tanto invocata integrazione degli immigrati, che, come è ovvio, parte e comincia con l'apprendimento della lingua nazionale. Grazie per essere venuto e ti do subito la parola. Grazie al professor Bruni, grazie dell'invito e grazie a voi, alle colleghe e colleghi, per questa presenza. Entro senz'altro in argomento facendovi vedere una pagina di una grammatica di qualche anno fa.
era la mia grammatica di quella che, mi dispiace, ma io continuo a chiamare la scuola media e me ne perdonerete. L'ho frequentata fra il 1967 e il 1970. Questa grammatica si intitolava A sprombattuto. Ecco, un titolo che era tutto un programma. In quegli anni gli strumenti per l'arricchimento del lessico ricettivo e produttivo erano rappresentati da schede come quella che sto per leggervi e che potete vedere sullo schermo, inserita fra le pagine 16 e 17 del testo, intitolata L'appartamento della famiglia Nerelli. Leggo senz'altro. Roberto e Mariolina Nerelli sono due fanciulli di 12 e 10 anni. Roberto è il primogenito, Mariolina la secondogenita. Essi abitano con i loro genitori a Roma. Il loro babbo è funzionario di una compagnia aerea e per questo motivo viaggia molto. La loro mamma non ha un lavoro extradomestico, ella è una casalinga, accudisce alle faccende di casa con l'aiuto di una lavoratrice a ore e si occupa particolarmente dell'educazione e dell'istruzione dei suoi due bambini. L'appartamento della famiglia Nerelli è al quinto piano di un moderno edificio costruito da pochi anni. È dotato di ogni comfort moderno. C'è l'ascensore, il citofono, il riscaldamento centrale, l'aria condizionata in tutte le stanze e una bella terrazza con il giardino pensile, che è un po' il regno incontrastato dei ragazzi. Il palazzo in cui si trova l'appartamento dei Nerelli è situato su un lungotevere. Fino a qualche tempo fa questa zona era molto silenziosa e tranquilla, ma da quando l'assessore al traffico ha istituito le vie di scorrimento, anche i lungotevere sono diventati piuttosto rumorosi. Ecco, il lessico che circola in questo brano, più che nell'uso di allora, dico del 1966-67, non solo di quello di oggi, esisteva, credo, soltanto nei desideri di chi lo scrisse, almeno in parte. Ma insomma, vediamo un po'. Nella famiglia Nerelli la mamma non ha un lavoro extradomestico, un po' perché non sta bene che una donna lavori e un po' perché non ne ha bisogno, perché tanto i soldi li porta a casa il babbo. Ora, in 3/4 d'Italia, così nel 67 come oggi, il padre non si chiamava babbo, ma papà. Con tutto ciò la grammatica, per una evidente deriva toscanocentrica, continua a indicarlo, lo indica come babbo, il che avrebbe senso naturalmente se la famiglia Nerelli abitasse sul Lungarno, ma qui ci è stato appena detto, mi era stato appena detto che abita sul Lungotevere. Forse sarebbe stato più corretto far riferimento a un papà o quantomeno anche a un papà. La mamma, dicevo, non lavora, ma accudisce alle faccende di casa. Allora adesso facciamo veramente outing, come si dice adesso. Chi di noi non ha scritto almeno una volta nella vita, nel suo bravo tema dedicato alla sua brava famiglia, avevo parlato di bravo e brava non per fare pubblicità, che la mamma accudiva o accudisce alle faccende di casa, usando un verbo che non ha quasi mai ricadute nell'italiano reale. E si occupa della istruzione e dell'educazione dei figli. Questa mamma che accudisce viene richiamata con un pronome personale anaforico, ella, che già all'altezza del 67 non esisteva nell'italiano della comunicazione reale, era raramente attestato nella lingua letteraria coeva, ma come potete vedere, godeva di ottima salute nell'italiano in provetta delle grammatiche. Roberto e Mariolina Nerelli, io mi ero fatto questa idea, non sono due ragazzini normali, perché sono dei fanciulli che giocano in un giardino pensile. Ora, se noi consultiamo il più ampio e aggiornato vocabolario italiano dell'uso, cioè il grande dizionario italiano dell'uso ideato e diretto da Tullio De Mauro, vi leggiamo che fanciullo è una parola di alta disponibilità. Tornerò fra poco su questo concetto di alta disponibilità. Mi limito per ora a dire una parola di cui tutti conosciamo il significato, ma che non usiamo normalmente nella lingua quotidiana.
Ora, il dizionario di De Mauro è stato pubblicato nel 99, ma io credo che l'etichetta di parola di alta disponibilità possa essere applicata, avrebbe potuto essere applicata a questa parola anche all'altezza del 67. Chiudo con i giardini pensili, ma insomma per fortuna un minimo di senso della realtà spinge gli autori di questo capolavoro lessicale a far riferimento a Lungotevere, all'assessore al traffico e alle vie di scorrimento, altrimenti avremmo finito col pensare che Roberto e Mariolina vivessero non nella Roma di fine anni 60, ma nella Babilonia del VI secolo a.C. Ora, da allora a oggi, per fortuna le cose sono cambiate, sia per gli autori di grammatiche, sia per gli insegnanti, e mi pare che lo dimostri l'attenzione di una iniziativa come questa. Resta il fatto che il lavoro da fare è ancora molto, e allora mi metto senz'altro al lavoro con voi. Dunque, gli allegati i testi che sottopongo adesso con un rapido scorrimento alla vostra attenzione sono il risultato di una specie di censimento. Io ho preso le indicazioni nazionali per la lingua italiana relative, come si diceva una volta, alle scuole di ogni ordine e grado, però naturalmente mi soffermerò in particolare su le indicazioni relative al compimento alla fine del primo ciclo, e ho provato a individuare e a isolare tutti i riferimenti diretti all'insegnamento del lessico ricettivo, dunque quello di cui il discente, l'apprendente deve avere competenza passiva, deve capire il significato di queste parole quando le legge o quando le sente usare in un determinato contesto, e tutti i riferimenti al lessico produttivo, cioè quello di cui l'apprendente, il discente, deve avere una competenza attiva, deve capire non solo il significato, ma deve saper usare quella parola in più contesti. Naturalmente questa operazione di censimento e isolamento che ho condotto ha il suo presupposto in una indiscutibile violenza teorica, perché è chiaro che tutto quello che riguarda la didattica dell'italiano investe il lessico dell'italiano. Anzi, è chiaro che tutto quello che riguarda la didattica di tutte le discipline, nessuna esclusa, investe il lessico dell'italiano, delle discipline almeno di quelle che forse ancora per qualche tempo continueranno a essere insegnate in lingua italiana e non in un composto un po' indigesto che non si capisce se sia italiano o inglese. Ora, ferma restando l'inattaccabilità teorica di un'affermazione di questo genere, sul piano pratico, quali sono i riferimenti diretti all'insegnamento del lessico ricettivo e produttivo che troviamo in queste indicazioni? Ma insomma, come potete vedere, sono indicazioni tanto condivisibili quanto generiche. Un descrittore dei traguardi da raggiungere alla fine del primo ciclo immagina uno studente che sappia adattare, sappia usare opportunamente i registri informale e formale, realizzando scelte culturali adeguate, e che sappia padroneggiare e applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico. Beh, insomma, mica male per un ragazzino di 13 o di 15 anni, non lo so, però devo dirvi questo: per quel che mi riguarda sarei molto contento se le mie matricole, e forse anche i miei laureati almeno triennali, arrivassero ad avere queste competenze relative al lessico. Ecco. La realtà è che le cose non stanno così, o quantomeno che non stanno sempre così. E allora, trascorrendo dal mondo iperuranio delle indicazioni nazionali e degli obiettivi specifici di apprendimento al mondo reale della scuola, quali indicazioni concrete, quali suggerimenti utili possiamo trarre da queste dichiarazioni di principio? Ma ne isolo soltanto una.
l'alunno comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base, fondamentale, di alto uso, di alta disponibilità. Ecco. Già un'indicazione di questo genere richiede un docente tecnicamente ben preparato, che sappia lavorare e che sappia lavorare bene sia con il lessico, sia, credo, con i dizionari, vedremo, e che conosca nello specifico non solo la letteratura scientifica dedicata al lessico dell'italiano, ma anche la produzione editoriale più aggiornata e innovativa dedicata a questo argomento. Come è articolabile il lessico dell'italiano? Ecco. Immaginatelo, anche se qui non è rappresentata la forma della piramide, ma immaginatevelo, vi prego, come una specie di piramide con la punta rivolta, col vertice rivolto a vostra scelta, o verso l'alto o verso il basso, non ha importanza. Ecco. Abbiamo prima di tutto il lessico fondamentale. Ecco, che cos'è questo lessico fondamentale? Il lessico fondamentale è composto, lo ricordo prima di tutto a me stesso, da circa 2000 parole, con le quali un parlante, diciamo così, un italofono, o se volete anche un non italofono che però ormai abbia raggiunto un buon livello di acquisizione e di conoscenza dell'italiano, con cui insomma tutti quanti noi produciamo il 90% dei nostri testi parlati e scritti. Il 90% dei nostri testi parlati e scritti. Naturalmente quali sono le parole da ricondurre a questo lessico fondamentale? Quali sono queste 2000 parole fondamentali? Beh, insomma, intanto avremo le parole grammaticali, cioè quelle parole che non esprimono, non veicolano significati, ma producono funzioni, no? Preposizioni, articoli, congiunzioni, avverbi. Poi avremo naturalmente verbi di largo uso, gli ausiliari, i verbi modali, i verbi supporto, essere, avere, dovere, eccetera, eccetera. E poi naturalmente alcuni verbi, nomi e aggettivi di largo uso, da abitare e anno e azzurro, per citare 3 parole che cominciano con la A, fino a zia e zitto, per citarne 2 che cominciano con la Z. La fascia superiore, o se preferite inferiore, decidete voi, la fascia successiva è costituita dal lessico di alto uso. È formato da quelle 2500-3000 parole che hanno una frequenza immediatamente inferiore. Penso a parole come abbassare, alimento o africano, o a parole come veneziano, scelta intenzionalmente, naturalmente, zampa e zappare. Dunque, non è che queste parole me le sia inventate io o qualcuno al posto mio, no. Questa divisione all'interno del lessico è stata fatta da Tullio De Mauro, anzi da un gruppo guidato da Tullio De Mauro, che ha diversi anni fa registrato e poi sbobinato, come si faceva un tempo, decine e decine di ore di testi parlati, riuscendo a costruire in questo modo il cosiddetto lessico dell'italiano parlato, il LIP. E naturalmente, facendo una serie di calcoli statistici, questo gruppo di studiosi ha avuto la possibilità di individuare queste componenti fondamentali del lessico. Componenti, come vedete, individuate, isolate sulla base di parametri quantitativi, non di parametri qualitativi. Poi una distinzione all'interno del lessico la potremo anche fare sulla base di parametri qualitativi. Poi abbiamo, ecco, nella fascia immediatamente successiva, le parole che definiamo di alta disponibilità, un po' più di 2000 parole. Sono quelle parole di cui tutti quanti noi, tutti i parlanti conoscono il significato, ma che non usano,
Insomma, il significato della parola mignolo, il significato della parola forchetta, il significato della parola alluce, lo conosciamo, lo conoscono tutti i parlanti, ma quante occasioni di utilizzare parole di questo genere avremo? Ecco, quindi di queste parole si dà una competenza, una conoscenza passiva, ma è raro che vengano adoperate. E fra queste parole rientra anche il fanciullo da me ricordato, da me evocato prima. Queste tre componenti costituiscono quello che chiamiamo il vocabolario di base e che quindi, come vedete, io qui ho indicato insieme con il colore azzurro. Quindi se facciamo i calcoli sono 7-8 mila parole grosso modo, ecco, questo numero può variare un pochino. Nella fascia immediatamente successiva a quella che costituisce questo vocabolario di base troviamo poi il vocabolario comune, che è meglio definibile anche in questo caso in negativo piuttosto che in positivo. Abbiamo circa 40.000 parole usate per produrre testi che non sono testi tecnici, non sono testi caratteristici di una particolare area geografica, non sono testi letterari, attenzione, non che queste parole non possano comparire in testi letterari, ma il loro tratto caratteristico non è la provenienza letteraria, non sono testi distintivi della non sono parole, perdonatemi, distintive della letterarietà. Vocabolario di base e vocabolario comune formano nel loro insieme, vedete l'ho indicato con questo colore fra il rosa e il viola, il vocabolario corrente, che definisco di nuovo con una qualifica in negativo. Il complesso di parole prive di connotazioni, di sfumature regionali o stilistiche o tecnico-settoriali, quindi abbastanza condivisibili da tutti gli italiani. Poi abbiamo circa 5.000 regionalismi, non mi soffermo naturalmente, dato il poco tempo che abbiamo a disposizione, sulle caratteristiche dei regionalismi, naturalmente di quelli che sono entrati nell'uso dell'italiano comune, nel cosiddetto italiano medio dal punto di vista lessicale, no? Da panettone, risotto, gorgonzola a gondola o cassata, per intenderci. Ecco. Abbiamo poi le voci letterarie, ecco, circa 5.000 parole che sono di uso limitato ai testi letterari. Forme che per la loro specificità o per la disponibilità di sinonimi correnti sono di fatto inutilizzate nel discorso comune e comprese soltanto da chi ha familiarità con l'italiano della letteratura. Naturalmente non saranno queste parole a rappresentare una priorità dal punto di vista della conoscenza e della competenza lessicale. Per vari ordini di motivi, stiamo parlando naturalmente della fine del ciclo dell'obbligo, insomma, della fine della scuola, no scusate, della fine della scuola primaria. Ecco, poi il discorso diventa un po' diverso se parliamo del biennio della superiore o del triennio. Qui ho riportato qualcuna di queste voci letterarie. Eccomi, permettendomi di dare un piccolo suggerimento. I ragazzi generalmente sono portati a pensare, e sono portati a pensare per colpa nostra, perché glielo facciamo pensare noi, che queste parole non hanno cittadinanza nel vocabolario, no? Queste parole tanto vengono riportate nella nota a piedi pagina in fondo al testo che le spiega, quando non succeda, come succede sempre più frequentemente, che di queste parole è già data la traduzione, sia già data la traduzione in italiano corrente. Guai a non, a mio avviso, a mio modesto avviso, guai a non mantenere un
raffronto col testo originale, quale che ne sia il livello di difficoltà. Ecco. Che poi anche all'interno delle voci letterarie dovremo fare delle distinzioni. Ecco, io qui ho scelto alcune voci letterarie di quelle che, lo avrete riconosciuto evidentissimamente, troviamo nell'Infinito di Leopardi, che potrebbe essere un testo di possibile lettura, analisi e, perché no, memorizzazione. Allora direi che Ermo e Guardo sono Interminato e Spaurare sono voci letterarie tout court, voci sulla cui letterarietà non possiamo avere dubbi. Ecco. Core, beh, insomma, per Core dobbiamo tenere presente il fatto che si tratta di una variante letteraria di una voce che non è in sé letteraria, come cuore. Perché cuore è una parola del vocabolario fondamentale. Mirare e fingere poi rappresentano anche un altro elemento di variazione, perché mirare e fingere sono, o fingersi se preferite, sono due parole che non possiamo considerare letterarie in sé, ma che possono avere, che hanno anche delle accezioni, hanno anche dei significati letterari. Quando parliamo di voci letterarie noi facciamo riferimento a quelle che hanno una o più accezioni usate solo in ambito letterario, quindi cuore non fa parte di questa categoria, quindi mirare non fa parte di questa categoria, ermo, guardo, interminato, sì. Infine il lessico dell'italiano è completato dai tecnicismi, torno per un attimo qui, vedete che rappresentano il grosso del corpo lessicale, veramente lo zoccolo più ampio, non lo zoccolo duro, ma quello decisamente più ampio. Addirittura parliamo di 100.000 parole, attenzione, 100.000 presenti nei vocabolari dell'uso in un solo volume. Devoto Oli, Sabatini Coletti, Garzanti, Zingarelli, non sto parlando di vocabolari tecnici, di vocabolari settoriali che facciano riferimento a questo o a quella disciplina. Ecco. Molte di queste parole restano confinate nei settori specialistici e le adoperano soltanto gli esperti. Insomma, è giusto che a sapere che cosa sia il Launegildo sia soltanto lo storico del diritto. Io non saprei, non avrei saputo il significato di questa parola se non avessi dovuto fare l'esempio a lezione. Altri termini invece passano dalla scienza e dalla tecnica all'italiano comune. E poi ci sono le parole che passano nell'italiano disciplinare, nell'italiano adoperato per le singole discipline. Ora, questo dell'acquisizione del lessico tecnico è un problema di fondamentale importanza. Nelle indicazioni nazionali relative al primo ciclo, beh, insomma, non sono qui, però vi prego di fidarmi, sono nel testo delle indicazioni nazionali relative al primo ciclo, ho isolato questo passaggio che vi leggo. Il patrimonio iniziale dovrà essere consolidato in un nucleo di vocaboli di base, fondamentali e di alto uso, a partire dal quale si opererà man mano un'estensione alle parole chiave delle discipline di studio. L'acquisizione dei linguaggi specifici delle discipline deve essere responsabilità comune di tutti gli insegnanti. Beh, insomma, parole che è impossibile non condividere. Non possiamo pensare, non si pensa più che il lessico sia un affare specifico del docente di italiano. Non è mai stato così, men che meno lo potrà essere ora, dopo la pubblicazione di queste indicazioni che al di là di alcuni
luoghi di grande genericità richiamano però l'intero corpo docente a dare, ciascuno per la sua parte di competenza, un apporto allo sviluppo della conoscenza e della competenza lessicale degli allievi. Io ho immaginato allora, e lo sottopongo alla vostra attenzione ed eventualmente al vostro interesse, alla vostra approvazione, un lavoro comune, un lavoro di gruppo da parte di tutti i colleghi che formano un consiglio di classe. Ho immaginato un gruppo di docenti che lavorano nella stessa classe o nelle stesse classi, impegnati in un lavoro di gruppo a cui do un titolo molto provvisorio per quello che può valere un titolo del genere. Le parole per studiare. Come può svolgersi un progetto di questo genere, un percorso didattico di questo genere? All'inizio dell'anno i docenti delle singole discipline individuano, nel momento della programmazione, una serie di parole chiave. Nelle indicazioni si parla di parole chiave che certamente utilizzeranno, ovviamente spiegandole, nella pratica didattica. Le parole della storia, le parole della geografia, le parole della biologia, della fisica e della chimica, le parole dell'arte e della tecnica, e l'elenco potrebbe continuare a lungo. Quale può essere il compito del docente di italiano? Che è un compito molto complesso. Il docente o la docente di italiano raccoglie queste parole per settori e prova a cercarne la definizione nel vocabolario o nei vocabolari dell'uso. D'accordo? Di quelli in circolazione, di quelli che si trovano a casa, di quelli che i ragazzi hanno o dovrebbero avere a casa, perfino di quelli che circolano in rete, no? Peraltro in rete abbiamo il vocabolario Treccani, quindi ecco. Però qui cominciano le sorprese e qui si rivela la insostituibilità, perdonatemi, del lavoro, in particolare del professore di italiano, del docente di italiano. Perché se noi andiamo a vedere i vocabolari, tutti i vocabolari, quale più, quale meno, per quel che riguarda la definizione dei termini tecnici, peccano, ma non peccano in banalità, peccano in eccessiva difficoltà. Allora, trovo due esempi clamorosi. Li trovo in due vocabolari rinomati e abbiate pazienza, essendo io stato per lungo tempo il direttore di uno di questi vocabolari, non mi parrebbe molto elegante fare il nome dei peccatori in questo caso. A me i peccati, vi assicuro, ce li ha prima di tutto il vocabolario che io ho diretto, quindi non è questo il punto. Allora, prendiamo una parola della fisica come entropia. Questa è la definizione che in uno di questi vocabolari si trova della parola entropia. Funzione di stato di un sistema termodinamico. In un sistema isolato la sua variazione è nulla nelle trasformazioni reversibili, è sempre positiva nelle trasformazioni irreversibili. In meccanica statistica, misura del grado di disordine di un sistema. Insomma, il nostro lavoro di facilitatori, di divulgatori lessicali, a questo punto diventa fondamentale. Perché? Perché questa impeccabile precisione definitoria che troviamo in uno dei nostri migliori vocabolari urta contro la necessità di una immediata intelligenza del significato, che è il primo diritto di un lettore, di un utente, di un parlante. Detto in termini più semplici, la domanda che io mi faccio e che vi faccio è la seguente. Questa perfetta definizione della parola entropia presuppone il possesso di varie nozioni tecniche, termodinamica, degradazione dell'energia, sistema fisico, variazione di una grandezza fisica, trasformazione isotermica, reversibilità di una trasformazione termodinamica, temperatura assoluta. Ecco, ma io mi domando, ma uno che sappia che cosa significano tutte queste cose, ma non saprà già che cosa sia l'entropia? Ecco, io credo di sì.
Quindi un lavoro di facilitazione delle parole per studiare può essere un'occasione importante di lavoro per ciascuna e ciascuno di noi. Vi faccio l'esempio contrario. Anche questo è un esempio reale, tratto da uno dei dizionari più prestigiosi che abbiamo a disposizione. Qui non ho messo il lemma, qui vi riporto la definizione che si dà di questa cosa. Organo meccanico di collegamento, costituito da un gambo cilindrico o conico sul quale è inciso in un solco elicoidale il cui risalto, detto filetto o verme, va a impegnarsi tra i risalti di un solco analogo, preesistente o generato dalla sua stessa rotazione. L'estremità libera del gambo è provvista di un ringrosso, testa, per lo più opportunamente sagomato per la manovra mediante chiave o anche fornito di taglio. Questa è la vite. Ecco, ora voi immaginate un po'. Vi prego di non pensare che tutto nei vocabolari italiani sia così. Naturalmente no. Ho fatto però questi due esempi estremi per dimostrare che nella spiegazione dei tecnicismi e nell'uso del vocabolario, parlavamo di insegnanti molto ben preparati dal punto di vista tecnico, scaltriti e agguerriti, l'intervento degli insegnanti, di tutti gli insegnanti, è imprescindibile. Parafrasando una canzone di De Gregori, di cui qualche giorno fa è ricorso, se non ricordo male, il compleanno, direi: la lingua italiana, l'italiano siamo noi, nessuno si senta escluso. Allora vediamo che cosa può fare in collaborazione col collega che insegna la materia disciplinare il professore di italiano. Beh, intanto può scegliere fra vocabolari e fra le definizioni offerte dai vocabolari. Qualche volta opterà per definizioni più leggere, qualche altra volta opterà per definizioni più pesanti e articolate. Ecco, dunque guardate, ecco, tanto per dare qualche altro esempio, qui ho allegato due esempi tratti dall'ambito disciplinare della geografia. Nel primo esempio ho riportato le definizioni della parola clima, così come vengono riportate in due ottimi vocabolari italiani. Il primo è il Treccani, il secondo è il Garzanti. La prima spiegazione è più complessa, l'altra è più semplice. Dovremo decidere noi quale delle due funzioni meglio per i nostri studenti. Ecco. Primo caso, in geografia fisica il complesso delle condizioni meteorologiche, temperatura, pressione atmosferica, umidità atmosferica che caratterizzano una regione. Adesso non la sto a leggere tutta perché comunque rimarrà questo testo a vostra disposizione. Ecco. Secondo esempio, ecco, ho riportato in allegato le definizioni di altri due vocabolari, nel primo caso lo Zingarelli, nel secondo il Garzanti. Vedete che in questo caso abbiamo un fenomeno contrario rispetto al precedente. In questo caso è più semplice la definizione del Garzanti, che nell'altro caso era è più semplice rispetto a quella del Treccani, in questo caso è più complessa. Non si tratta del fatto che il Treccani sia più difficile di tutti, in altri casi è vero il contrario, quindi ecco perché sarà molto importante scegliere, selezionare. Lo dico per un motivo oltretutto: mentre del vocabolario Treccani è disponibile gratuitamente la versione online, dello splendido vocabolario Treccani in 5 volumi, diretto da Valeria Della Valle qualche anno fa, è disponibile gratuitamente la versione online. Allora dobbiamo stare attenti, perché magari intanto dire questo, siccome in rete circola di tutto, almeno chiediamo ai nostri ragazzi di utilizzare un buon vocabolario.
di utilizzarlo con prudenza, con attenzione, perché il Treccani è un vocabolario impegnativo che richiede in casi di questo genere la mediazione dell'insegnante. Vedete che in questo caso infrastruttura è spiegato in modo più semplice nello Zingarelli, in modo più complesso nel Garzanti, e anche in questo caso sarà l'insegnante a scegliere a seconda del contesto in cui si trova a lavorare, oppure potrà anche farlo scegliere ai ragazzi chiedendo loro di elaborare delle piccole recensioni dei vocabolari disponibili in classe, magari o nella biblioteca della scuola. Ma quello dell'insegnante non è soltanto, come accennavo prima, un ruolo di valutazione del dizionario, quale va bene, quale va male, quale è più facile e quale è più difficile. No, no. Può e deve essere anche un lavoro di mediazione. Anche qui farò degli esempi. Ecco, in questo caso vedete che io ho scelto alcune parole tratte dagli ambiti settoriali della musica, della fisica e della botanica, così come si presentano nell'ultima edizione di uno di questi dizionari, e non è nemmeno importante che io dica quale, perché secondo me in termini di qualità questi dizionari si equivalgono. Noi abbiamo una produzione lessicografica eccellente. Ecco, questo dobbiamo dire. La lessicografia italiana ha conosciuto negli ultimi 30 anni una vera stagione d'oro. Questo non lo dico io, lo dicono lo dicono tutti. Ecco, a me sembra che le definizioni di queste parole, così come le troviamo nelle varie accezioni tecniche, funzionino bene. Funzionino bene, però possono essere anche semplificate, possono essere anche rese più accessibili ai ragazzi. Naturalmente, perché siano rese validamente più accessibili, dovranno poi essere validate dal collega o dalla collega che insegna la singola disciplina, no? Allora, per esempio, guardate la definizione così come compare in uno di questi dizionari e così come ho provato a manipolarla io. Arte della armonia, perdonatemi, arte della combinazione simultanea di più suoni, e quindi la formazione, le relazioni e il concatenamento degli accordi, in particolare insieme di nozioni teoriche e pratiche che definiscono e regolano la struttura degli accordi in base al principio della tonalità. Ho provato a modificarlo in questo modo. Arte della formazione, relazione e collegamento degli accordi, l'insieme delle nozioni teoriche e pratiche che definiscono e regolano la struttura degli accordi. Noi possiamo fare questa operazione di semplificazione, che in questo caso a me pare che funzioni, però prima di portarvela io ho chiesto al mio collega che insegna storia della musica, un mio collega musicologo, funziona? E questa è un'operazione però che possiamo tranquillamente fare anche noi nel nostro gruppo di lavoro, anzi probabilmente con un maggiore spirito di collaborazione, credo, se tengo presente quello che circola nell'università. Variazione, stessa cosa. Guardate una prima definizione in nero, guardate una definizione un po' più semplice in rosso. Naturalmente va validata anche in questo caso dal musicologo, dal professore o dalla professoressa di educazione musicale. Ecco. Vediamo per esempio una definizione, ho ancora qualche minuto credo, no? Sì, allora, vediamo per esempio una operazione abbastanza simile nel caso di un termine relativo alla fisica, calore. Nella definizione originaria c'era scritto forma di energia che è la manifestazione macroscopica dell'agitazione dovuta alla temperatura delle molecole e degli atomi costituenti i corpi. Ecco, vorrei soffermarmi solo su questo punto. Guardate quanti ostacoli
a una definizione chiara sono stati frapposti fra il vocabolario e chi ne deve fruire dal lessicografo in questo caso. Manifestazione macroscopica. Però questo non riguarda soltanto un ragazzino di 12 anni o di 13 o di 15, questo riguarda qualunque utente comune. Se io per capire che cosa sia il calore devo per forza conoscere anche il significato della parola macroscopico, stiamo freschi. Andiamo avanti, guardate come le difficoltà qualche volta del vocabolariese hanno anche delle riverberazioni di ordine sintattico o morfosintattico. Guardate, dovuta alla temperatura delle molecole e degli atomi costituenti i corpi. Costituenti, un participio presente con reggenza verbale oggettiva. Insomma, roba da Boccaccio. Epicuro negante l'immortalità dell'anima. Quindi, tutto sommato, se uno al posto di costituenti scrive che costituiscono, che formano il corpo o i corpi, rende quel testo altrettanto corretto, ma sicuramente più accessibile. Bene, a questo punto ci sarebbe stata una seconda parte del mio intervento che però inevitabilmente, data la compressione dei tempi, non posso fare, magari la rinvio a un'altra occasione, a un altro incontro. Vi ringrazio molto per l'attenzione e confido in possibili domande o richieste di chiarimento o interventi critici. Grazie. La piattaforma rimane attiva anche dopo la fine di queste poche lezioni che abbiamo fatto. Però se ci sono domande in tempo reale e faccia a faccia, è meglio. Anche da qui naturalmente, ci mancherebbe. Che un ragazzino della scuola media, quando ti chiede un significato di un termine, ha bisogno sicuramente di una cosa molto semplice, e anche le cose più semplici qui sono molto complesse per loro, e quindi noi insegnanti siamo di solito, definiamo le cose molto semplicemente, insomma, e alcune definizioni effettivamente qui sono molto complesse. E purtroppo è quello che troviamo, che abbiamo spesso a disposizione, ma questo insomma, non c'è dubbio che la migliore grammatica che possiamo destinare ai nostri studenti siamo noi, no? Sempre. E questo riguarda anche il vocabolario. Il migliore vocabolario per i nostri studenti siamo noi. Pensi un attimo a un testo di grammatica, ma io tutte le cose che sono scritte nei testi di grammatica che ho scritto io non me le ricordo e non le so. Ecco, come e perché dobbiamo pensare che quelle cose le possano ritenere e che sia utile che le ritengano e che le trattengano i ragazzi? Siamo noi a dover mediare, quindi benissimo un'operazione di questo genere. Pensi all'importanza di questa funzione. Ritorniamo per un attimo alla parola vite, no? Ma se qualcuno ci chiede che cosa significa la parola vite, noi gli diciamo è questa la vite, gliela facciamo vedere inevitabilmente. Questo è curioso che nessuno abbia ancora pensato, ci sono già i vocabolari visivi o visuali, no? Sì. Però secondo me il vocabolario del futuro è un vocabolario in cui che non può prescindere dall'immagine per tutti gli oggetti, per tutti i referenti che vengono, per tutti i significati che vengono presentati e definiti. Non avrei dubbi su questo. Ecco, un'altra cosa del linguaggio specifico, anche ad esempio quando spiego storia, il linguaggio settoriale della storia, in prima media sicuramente non mi interessa, sono in terza media, magari ne tieni conto sicuramente, ma il primo anno ti interessa che capiscano l'argomento e poi entri con il linguaggio specifico. E poi le volevo chiedere l'ultima cosa, cosa ne pensa lei della grammatica valenziale?
Allora, questa cosa viene registrata, vero Sì, Francesco? sì. Ecco, vabbè. Tutto usato contro di te. Infatti. No, allora, rispondo in questi termini. L'italiano, una scienza è sempre influenzata dal suo oggetto. Questo è sempre vero. Io mi domando come mai, qualche volta mi sono domandato, ma perché la grammatica generativa è nata negli Stati Uniti? Perché Chomsky non è italiano? Perché secondo me non avrebbe potuto essere italiano e spiego qual è il motivo. Perché l'italiano è una lingua che si presta poco, diciamo così, a essere oggetto di una schematizzazione, di una definizione, di essere inquadrata soltanto in regole. Nel senso che quando in una lingua, data una regola, dato un universale linguistico, ci sono 150 eccezioni, allora il dubbio che la regola non esista o non funzioni viene. Allora, la grammatica valenziale mi pare, per il poco che ne posso sapere io, mi pare che rappresenti sicuramente un grande passo in avanti rispetto a una analisi della lingua fondata per esempio soltanto sull'analisi logica, sul carnevale dei complementi. Noi dobbiamo chiederci a che cosa serva in termini di competenza linguistica attiva e passiva sapere che quello è un complemento di causa efficiente e non un complemento di causa o non un complemento. Insomma, allora, da questo punto di vista sicuramente la grammatica valenziale rappresenta un passo, un grande passo in avanti. Il rischio, che non riguarda solo la grammatica valenziale, che riguarda tutte i possibili tentativi di descrivere scientificamente, universalmente, una volta per tutte una lingua, è che uno a una categorizzazione ne sostituisca un'altra, no? Ascoli diceva, se la prendeva con i manzoniani perché diceva ma forse questi manzoniani vogliono sostituire all'ideale della terzità classica l'ideale della terzità popolana. Beh, insomma, se uno sostituisce all'analisi logica della frase, l'analisi valenziale della frase, corre un rischio. Ecco, in altri termini, io penso che alcuni aspetti dell'italiano non siano categorizzabili, siano soltanto descrivibili. Se qualcuno riesce, prendiamo per esempio un argomento che sta a cuore a tutti quanti noi. Il problema dell'oscillazione fra indicativo e congiuntivo nelle frasi subordinate che possono richiedere un modo o l'altro, d'accordo? Io sono assolutamente convinto che una regola teorica che ci consenta di governare per intero il fenomeno non esiste, o perlomeno io non sono riuscito a trovarla. Quello che ho provato a fare in una delle mie grammatiche è fare una lista. Non sono riuscito ad andare al di là di una lista. Ecco, quindi grammatica valenziale sì, purché non diventi un modo per sostituire a una teoria un'altra teoria, perché poi della teoria ce ne facciamo poco. Questa parte non si manda online e non si registra, mi raccomando il professore... Ma no, ma sto scherzando, Francesco. Tanto tempo che l'italiano è quella lingua dove si può dire così e si può dire anche certo. colì, e gli stranieri si destabilizzano perché vogliono la regola. Bello mio, non c'è. No, ma naturalmente stavo scherzando. Come no? No, io no, veramente. no, stavo scherzando sul non si manda online. Non si manda. Prego. Sì, vedendo questi dizionari anche confrontati con soluzioni diverse rispetto ai termini, ho come l'impressione che chi scrive il dizionario sia un po' colui
che scrive il catalogo della mostra, cioè scrive con un linguaggio che è solo per gli addetti ai lavori, perdendo di vista a chi si rivolge il dizionario. Secondo me questo è un po' il problema più grosso, insomma, dei dizionari. Condivido perfettamente, fin nelle virgole quello che... Fosse solo il problema delle mostre. Certo. Beh, L'autoreferenzialità è una delle nostre peggiori caratteristiche, non solo di lingua, se posso inserirmi. Come no. Allora, a proposito dell'insegnamento del lessico, da quello che emerge del suo intervento, se c'è una modalità di insegnamento esplicito è quello che viene dalla pratica dei testi e dalla spiegazione dei termini con l'uso dei dizionari e con la mediazione dell'insegnante. È questa la modalità esplicita che lei ritiene o ha idee diverse da proporre per la pratica didattica quotidiana? No, allora, intanto non ho la pretesa di proporre proprio niente, però sì, certamente è questa, e questo non riguarda solo il lessico, questo riguarda anche la descrizione dei meccanismi di funzionamento della lingua. Torniamo sempre lì, io non capisco, non riesco a capirlo, a che cosa serva spiegare ai ragazzi che cos'è fare una lezione sulla proposizione subordinata finale o sulla proposizione subordinata causale. Ai ragazzi devo far vedere come si esprime una causa, ai ragazzi devo far capire quali parole devono adoperare per esprimere uno scopo. Possono essere dei nomi con delle preposizioni e possono essere delle congiunzioni con dei verbi. Spiegare astrattamente che cosa sia il complemento di causa e che cosa la proposizione causale, ecco, e chiudo. Altra cosa, no? Si fa prima il complemento e poi la proposizione, perché il complemento è più facile, la proposizione è più difficile. Ma com'è pensabile una cosa di questo genere? Molto meglio che io prenda un testo, guarda qui che cosa c'è scritto, guarda qui che cosa succede, qui si istituisce un rapporto di causa-effetto, vedi che qui per spiegare la causa usa per. Quindi sì, non vedo altre cose se non quelle della lingua in atto e in funzione. E su questo non so anche se la professoressa e il professor Bruni hanno... Mi piace che si stava accendendo una buona discussione e anche potenzialmente con le altre sedi, e abbiamo questo taglio dei tempi che era un po' difficile prevedere qualche mese fa quando abbiamo fatto il calendario, perché la notizia è di ieri, è vero Lucia? Prima di dare la parola alla professoressa Rigo e prima che ci taglino le connessioni, vorrei ricordare che appunto la piattaforma continua, non so, per qualche tempo, finché c'è alimentazione di domande e questioni, che i frequentanti riceveranno a breve, credo, un questionario di valutazione. È una cosa che va di moda ormai da parecchi anni ed è una cosa che, se non è rituale, è utile. Valutazione della utilità o anche della scarsa utilità, speriamo non della totale inutilità, di questi brevi 3 incontri. Il senso non è di dire quanto siamo stati, o quelli che hanno insegnato sono stati bravi o no, ma di aiutarci, come avevo detto del resto all'inizio di questo breve ciclo, nell'indirizzare il lavoro in una maniera che sia utile, il lavoro comune. Ecco. Senza questionario c'è anche un ricatto, qui siamo in registrazione e quindi sono a rischio più dell'amico Patota, non diamo il certificato promesso. Ecco, quindi la vita è dura e non si può vedere solo con gli occhiali rosa che oggi vanno un po' troppo di moda. Per non farla lunga ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e lavorato e collaborato e passo direttamente, dato che oggi non sappiamo poi l'ora esatta in cui c'è lo stacco della rete,
prego la professoressa Rigo di fare la sua sintesi. Allora, buongiorno a tutti e anche ai poli che ci stanno ascoltando. Allora, il mio intervento avrà un taglio squisitamente didattico, no? Quindi pensiamo subito alla classe. Mi è piaciuto moltissimo questo riferimento alla realtà, cioè per imparare una lingua occorre immergersi nell'uso e nella quotidianità della pratica d'uso, perché questo sarà anche un po' il discorso che dimostrerò io. Allora, cosa ho ipotizzato? Allora, sempre nell'ottica della mobilitazione delle competenze, io presento un esempio di attività per l'ampliamento del lessico a partire da un piccolo segmento, piccolo ma grande al tempo stesso, che è l'uso della metafora. Però attenzione, come fare, come impostare allora un percorso didattico? Io ho voluto partire con questa slide in cui ho riportato testualmente le parole delle linee guida che accompagnano la certificazione delle competenze. Allora, per una didattica diretta a promuovere le competenze è necessario esercizio continuo, quindi l'uso, no? Pratica diversificata, quindi situazioni diverse in cui, no, quei concetti che devo insegnare verranno utilizzati. Capacità metacognitiva, quindi creare momenti in cui il ragazzo è portato a riflettere che cosa hai fatto, perché hai fatto così, come mai. E ancora, atteggiamenti, quali sono l'autonomia, la flessibilità, la responsabilità, sono quelli che poi vengono citati dalle linee guida stesse. Interazione e cooperazione, quindi vuol dire che si raccomanda di creare momenti cooperativi. Quando uso questo termine indico, lo abbiamo già detto più volte, così, come dire, una modalità abbastanza strutturata in sostanza, cioè non facciamo gruppi dove è bene stare insieme perché ci vogliamo bene, ma i gruppi sono interconnessi, cioè le persone sono interconnesse, sono puntate, mirate, la loro attenzione è mirata alla realizzazione di uno scopo. Quindi è un modo di lavorare diverso, molto teso alla realizzazione di un prodotto o al vivere un processo. Naturalmente qui si parla anche dell'aspetto valutativo, ma io lo scorrerò questo discorso perché ne abbiamo già parlato, quindi all'interno di un'unità di apprendimento occorre creare prove, compiti autentici, condurre osservazioni e creare momenti di autobiografia cognitiva. Permettetemi di volare proprio su questi termini perché fanno parte di un percorso in fase di sperimentazione. Allora, perché ho scelto la metafora? A dire il vero, l'ho scelta al di là, cioè, del fatto che ritengo che sia diciamo, un fenomeno così pervasivo della lingua, sia a livello di una lingua quotidiana che di una lingua formale, su cui vale la pena lavorare. Ma in realtà mi è piaciuto mettere a fuoco questo aspetto perché nell'ambito della ricerca con i ragazzi che hanno dei deficit come per esempio i sordi oppure con i ragazzi parautistici per esempio, ma io credo che si presenti anche con i ragazzi stranieri eccetera, lavorare sulla metafora è molto importante perché li porta, come dire, a guardare e ad utilizzare la lingua in modo diverso da quello a cui il loro deficit li conduce, no? Un sordo, per esempio, tende ad usare parole
molto referenziali. Quello è l'oggetto, quella è la parola. Ecco. In realtà questo è un rischio sia a livello di comunicazione, perché la comunicazione è povera, no? Ma anche a livello concettuale. Quindi questa pista di lavoro ci permette di allargare la visione e di pensare anche a una classe dove ci sono per esempio casi di allievi BES. E quindi ho scelto questa angolatura, anche questa parentesi che voglio inserire in questo discorso, perché ho notato come nei vostri interventi in piattaforma la preoccupazione per la gestione di classi complesse è continua. Ma come facciamo? Ma come risolviamo questo problema? Eccetera. E allora lo voglio riprendere questo discorso, non l'ho fatto direttamente in piattaforma, ma vediamo di riflettere insieme oggi. Ed ecco il problema. Allora, come insegnare, il professor Patota prima diceva, non soltanto il lessico, ma anche la grammatica, ma anche direi alcuni aspetti specifici della lingua, la comprensione, anche le abilità linguistiche, qual è la strada, la modalità di lavoro che ci permette di uscire da un uso, diciamo così, esclusivamente esercitativo, nel nostro caso del lessico, no? E che ci porta invece ad un uso, come dire, più sicuro del lessico da parte del ragazzo, tanto da essere in grado di utilizzarlo in modo automatico, cioè abitualmente nella sua comunicazione. Allora, emergeva già prima, sicuramente è importante partire dal vissuto, cioè da quello che è l'uso ingenuo, di quello che è la scoperta, no? Di quello che è vicino, per arrivare ad una riutilizzazione consapevole. Ma in mezzo a questi due poli, che cosa c'è? C'è sicuramente l'immersione nella realtà, in una pluralità di situazioni e soprattutto c'è una continua spinta che si deve dare all'allievo a riflettere su ciò che ha fatto, perché ha fatto così, quali potrebbero essere le altre soluzioni, eccetera. Allora vuol dire che se questo è ciò che ci viene suggerito per puntare sulla padronanza lessicale, io adesso circoscrivo il mio discorso, vuol dire che noi dobbiamo pensare anche ad un modello di progettazione didattica in grado di garantirci questa modalità di lavoro. Allora io, fra i vari modelli di progettazione didattica, ho pensato che, parlando di metafora, forse la didattica per padronanze è quella che più si addice, no? A questo nodo concettuale. Perché? Allora, la didattica per padronanze, che qui è simboleggiata con questa immagine, dove vedete tre cerchi che si sovrappongono in parte, è una didattica che si prefigge di guidare diciamo, l'allievo in momenti diversi, momenti in cui vengono elaborate le informazioni, prima a livello di saperi naturali e poi di informazioni nuove che vengono date dall'insegnante, momenti in cui applica e rielabora quanto ha imparato, momenti in cui riflette e produce e crea. Allora, il fatto che siano sovrapposti vi fa capire che non deve essere realizzata con questa sequenzialità con cui l'ho presentata, ma che ci sono momenti che si sovrappongono fra di loro. Comunque, immaginando così una scena, no, in classe, è come se io dicessi al mio allievo: che cosa sai? Devi sapere che, ecco le informazioni, no? Prova a fare tu. E se io cambio situazione, che cosa accade? E poi che cosa hai fatto e perché hai fatto così? Che cosa hai imparato? Che cosa potresti fare con quello che hai imparato? Questo è, no, questo ideale dialogo che io posso immaginare di creare in classe.
Naturalmente queste fasi hanno dei grossi processi impliciti che adesso vedremo attraverso alcuni esempi di attività. Allora, che cosa si fa quando io penso di avviare un'unità di apprendimento e di smuovere l'allievo? Che cosa sai, avevo detto, no? E quindi questa è una fase squisitamente metacognitiva, perché io non faccio altro che indurre l'allievo a pensare a ciò che sa. A livello ingenuo, di giusto o di sbagliato, non ha importanza. L'importante è che emerga ciò che sa, per esempio, a proposito di metafore, se dobbiamo lavorare sulla metafora, no? E allora su questi saperi ingenui che noi abbiamo definito naturali, i ragazzi cominciano a confrontarsi tra di loro, cominciano a fare i primi ragionamenti, cominciano a costruire una mappa di questi saperi naturali, che costituisce poi una base di partenza rispetto alla quale l'insegnante dà il nuovo, dà le nuove informazioni, no? E quindi parte da ciò che sa l'allievo, ma guarda che, ma vediamo come, eccetera. Allora, è chiaro che una didattica pensa all'organizzazione dei concetti, ma anche delle risorse umane, ma anche degli strumenti. Allora noi non possiamo immaginare delle attività sganciate anche da alcune tecniche didattiche, cioè dall'organizzazione della classe, perché le tecniche didattiche ci aiutano moltissimo per uscire dal rischio sempre presente di risolvere l'attività didattica in pura frontalità. Ora, la frontalità, la lezione frontale deve avere il suo spazio, ma non deve essere l'unica modalità. Allora ecco che appoggiandoci a delle tecniche noi evitiamo di cadere in questo rischio, perché magari creiamo attività cooperative, attività di discussione, un maggiore coinvolgimento degli allievi. Allora, a livello di che cosa sai, per esempio, posso invitare gli allievi a recuperare l'esperienza personale, cerca e trova metafore nella lingua quotidiana. Posso portarli a riflettere sull'uso di metafore diverse. Se io dico le gambe del tavolo o se dico invece la pioggia piange sui sassi, che differenza c'è? No? Partiamo anche intuitivamente da ciò che colgono di diverso da questi due esempi, quindi le metafore vive e le metafore morte, d'accordo? Posso portarli a confrontare fra di loro, no, delle soluzioni, delle ipotesi, possono anche portarli ad un riconoscimento di ambiti tematici che sono vicini, per esempio il lessico di internet, il lessico del cibo, il lessico del corpo, dello sport, perché possano riconoscere ciò che è, che pensano che sia metafora, no? Lasciamo pure uno spazio, cioè è metafora o non è? Beh, annotiamocelo e dopo vediamo, perché poi su questi interrogativi, su questi punti si può sicuramente innestare che cosa? L'azione dell'insegnante, cioè la spiegazione. Metafora è. Metafora si analizza con, no? E allora ecco che per esempio fornire uno strumento per smontare la metafora e capirne la logica, direi che in tutte le cose che si possono dire è molto importante, perché vuol dire dare la chiave di volta del ragionamento. E allora ecco, lo schema logico della metafora è l'aspetto nuovo che io innesco, diciamo, no, rispetto al dato, quindi alla mappa dei saperi naturali dei miei allievi. Il concetto, naturalmente, faccio un volo d'angelo su questo perché è vostro pane quotidiano, no? Allora, i concetti di tenore, veicoli di terreno comune e quindi, non so, la notizia, quale significato ha? È una breve bomba, cosa significa bomba? Qual è ciò che il terreno comune a queste due parole? Posso spiegarlo così, come ho fatto ora, posso anche dimostrare e passare immediatamente alle esercitazioni, perché forse facendo l'allievo capisce meglio.
Bene, allora passiamo al momento operativo. Passiamo subito al momento operativo. Quindi nell'attività del quel che devi fare, l'allievo comincia ad applicare e ad elaborare il compito. Quindi quali possono essere le attività? Allora, attività di applicazione, di riconoscimento, attività in cui comprende l'istruzione e prescrive, no? Attività in cui consolida gli schemi, ma in cui da questi schemi di partenza gradatamente si allontana, perché il percorso è da situazioni semplici, scusate, da compiti semplici a compiti complessi, da situazioni note a situazioni non note, dal riconoscimento, che è una prima forma di riflessività, alla interpretazione. No? Questo è il percorso attraverso cui noi dobbiamo andare. E allora, quali potranno essere attività, che io adesso sciorino, non così per far capire questa logica, che potrebbero essere fatte? Per esempio, possiamo partire semplicemente dal far distinguere i termini che sono stati utilizzati in senso letterale o in senso figurato. Una semplice attività di riconoscimento a livello applicativo per far capire il concetto di metafora. E se avessimo gli allievi BES, cosa faremmo? Potremmo fare un esercizio di questo genere? Forse è difficile, potrebbe essere difficile. Allora però potremmo proporre la stessa cosa attraverso le immagini. Io ho preso dalla Erickson questa proposta, no? Ma dove voglio arrivare? Allora, ecco, alzare la bandiera bianca in senso letterale, in senso figurato. Poi vediamo se l'abbiamo capita bene. Leggi questa storiella e prova a riflettere, no? Allora, apro una parentesi. Se io so di avere una classe multilivello, non posso pensare di rimanere annichilita di fronte alla pluralità di casi che mi si presentano. Allora, è vero che è difficile, nessuno lo nega, però l'insegnante può uscire da questa situazione se cocciutamente si dota di una strumentalità, perché altrimenti non può affrontare una situazione così variegata, pensando semplicemente ad una lezione frontale. Non potrà raggiungere alcuni allievi. Allora, strumentalità, ma anche organizzazione del lavoro, non sempre e solo frontale, ma anche di tipo laboratoriale. Allora, in queste occasioni, ecco che potrà creare delle attività differenziate dove A scrive e B legge. E se lavorano sulla metafora entrambi, A la rappresenta con immagini e B trova i significati di tenore, veicolo e terreno comune. Oppure, se partono tutte e due dallo stesso testo, A potrà anche godere di un testo semplificato, per esempio, in base alle sue difficoltà. E allora le attività che io posso creare saranno sgranate una serie di richieste che vanno via via complessificandosi, per cui A arriverà fino a un certo punto, magari si fermerà alla individuazione delle metafore, B andrà oltre. Andrà oltre. Qual è il vantaggio di questo lavoro? Il vantaggio è che A e B lavorano in maniera integrata, lavorano su uno stesso campo, soltanto che lavoreranno a livelli di complessità diversa, godendo di strumenti diversi che l'insegnante offre e che ha preparato. Ma l'insegnante, quando andrà a valutare, i processi che andrà a mettere a fuoco, no? Saranno gli stessi, oddio, quasi gli stessi
no? Alcuni saranno più complessi, ma alcuni saranno proprio gli stessi. Ci siamo? E questo poi si risolve anche in una come dire, facilitazione proprio della gestione sia del momento progettuale sia del momento valutativo. Chiudo questa parentesi, però dopo, se volete, ne possiamo parlare, perché vedo che è proprio un aspetto ricorrente nel forum. Allora, continuo con questa serie di attività che si fanno a livello di applicazione. Per esempio, ecco, posso analizzare le forme delle metafore, no? La metafora nominale, la posizione, la metafora verbale, la metafora espressa attraverso aggettivi. Posso arrivare al punto in cui quello schema su cui ho fatto lavorare gli allievi probabilmente non funziona più. Perché da metafore dirette passo a metafore implicite. E allora quello schema perché non funziona? Forse deve essere adattato, ci deve essere un passaggio che dobbiamo esplicitare. E quale può essere? Allora, che significato ha questo stacco? Questo stacco è perché esco dalla pura applicazione, dalla riproposizione di situazioni note e comincio ad andare verso situazioni più disorientanti per l'allievo, chiaramente, no? E allora ecco che, per esempio, io posso pensare a delle attività di riconoscimento a livello individuale, ad attività di analisi, per esempio delle metafore implicite a livello di gruppo, perché nel gruppo c'è lo scambio, c'è la condivisione, c'è la riflessione insieme, eccetera. Man mano che procedo quindi verso la fase del transfer, cioè e quindi il cambiamento, ecco che io creo processi di generalizzazione. E come faccio? Cioè creo processi di transfer. Transfer si crea sempre quando io presento due casi, due esempi appaiati, oppure un esempio e un controesempio affiancati. Perché attraverso la comparazione o attraverso il riconoscimento delle differenze, quindi arrivo alla discriminazione, l'allievo comincia a riflettere. Cioè non è meccanico, comincia a riflettere. Qui funziona e qui non funziona più. Perché? Cosa bisogna fare? No? Quale elemento in più occorre aggiungere? Ecco. Oppure quando dico, bene, allora adesso abbiamo provato questo, produci tu uno schema, produci tu un ragionamento, descrivi le procedure che hai seguito. Allora voi capite che per fare questo l'allievo deve ricostruire il suo percorso logico. Vediamo una serie di attività, per esempio, in cui vado verso situazioni problema e situazioni più complesse di lavoro. Ecco, cominciamo a scrivere le metafore. Per esempio, questo si può fare, ci sono tante possibilità. Io riporto questo esempio perché mi è piaciuto in modo particolare, no? Questa attività giocosa che è stata proposta negli anni che furono da Ersilia Zamponi nei Draghi Locopei, che a sua volta l'aveva presa dal poeta Breton. Uno nell'altro è intitolata. Allora, prima la spiego e poi ragioniamo sui processi che questa attività può promuovere nell'allievo. Allora, un allievo pensa ad un oggetto, in questo caso riporto l'esempio della Zamponi, l'aereo, e lo scrive su un foglio e non lo dice agli altri. Il gruppo classe, oppure il gruppo in cui lavora, pensa ad un altro oggetto, la penna. Quando l'allievo rientra no, nel gruppo, l'allievo chiede che cos'è l'oggetto che voi avete pensato? E i compagni dicono è una penna. Allora l'allievo non dice l'oggetto a cui ha pensato lui, ma cerca di descrivere la penna sovrapponendo l'immagine dell'aereo. E quindi aggiunge predicati, aggiunge attributi, aggiunge specificazioni, no? Facendo un ragionamento, no? Cioè, quali sono gli aspetti di
somiglianza e quali sono gli aspetti di differenza. Allora dirà a motore, dirà scrive nel cielo. Gli allievi del gruppo, sulla base di queste spiegazioni, di queste caratteristiche, dovranno indovinare. L'aereo è una penna a motore che scrive nel cielo. Non si deve fermare qui il gioco, ma deve essere motivata la scelta e quindi l'allievo giustifica le scelte che ha fatto e spiega al gruppo le somiglianze e le differenze che lo hanno portato a dare queste spiegazioni. La penna e l'aereo sono ambedue in movimento su una superficie, la carta e il cielo, entrambi lasciano dietro di sé una traccia, la penna però è mossa dalla mano, l'aereo ha il motore in sé. E su queste spiegazioni ecco che anche il gruppo interviene con arricchimenti ulteriori, con riflessioni ulteriori. Allora, qual è la logica di questa attività rispetto a quelle di prima? Allora, sicuramente noi qui abbiamo uno sforzo di transfer, no? Tra le caratteristiche dell'aereo che l'allievo ha nella sua mente e le caratteristiche della penna, quindi due cose diverse che dobbiamo paragonare, no? Per trovare le analogie e le differenze. Questi due elementi non sono stati creati da me, ma uno è proposto da me e l'altro è proposto dal gruppo. Ecco perché uno nell'altro. Quindi c'è questo sforzo di entrare e uscire da un'ottica, dalla mia, per entrare in quella dell'altro e riportarla alla mia. Nel momento in cui l'allievo dà le giustificazioni, ripercorre il suo ragionamento, lo tira fuori, lo rende esplicito. E proprio in questo tirare fuori, no, è lì, è in questa riflessività che si apre la porta per la mobilitazione della competenza. Un altro esempio ancora. Per esempio una metafora per Magritte potrebbe essere, allora qui partiamo da una situazione diversa, non più le parole ma le immagini. Allora c'è una trasformazione da immagini abituali, un ciuffo di foglie, che diventano e si trasformano immagini, diciamo così, fuori dall'ordine della realtà. No, questo è il ragionamento di Magritte. Allora cerchiamo di capire perché, che cosa ci vuole dire. E passiamo da questa modalità iconica ad una modalità verbale. Inventiamo noi la metafora, verbalizziamo. Vedete la crescita in complessità, no? Come potremmo fare questa attività? Sicuramente suggerirei di utilizzare per esempio la tecnica cooperativa Partners di Kagan. Ne ho proposte alcune di Kagan in questo esempio e non a caso, perché sono tecniche molto semplici, studiate proprio per promuovere determinati processi, no? E sono risolvibili anche così nella gestione della classe, anche nell'arco dell'ora di lezione, no? Proprio dell'arco temporale, perché non creano un grande movimento, no? In questo caso come funziona e perché è meglio, è opportuna questa tecnica invece di altre? Allora, 4 persone ragionano insieme a coppie, A e B riflettono sulla consegna e poi C e D lo stesso, poi si scambiano, no? A con D e B con C. Perché lo scambio? Perché in questo scambio ci sarà un arricchimento di riflessione e di soluzioni rispetto al lavoro precedente. Quindi c'è una moltiplicazione delle idee, una moltiplicazione delle proposte che alla fine si conclude con una soluzione presa a 4 teste, perché il prodotto sarà unico.
Andiamo verso un altro esempio ancora, sempre all'interno del transfer, no? Per esempio le metafore dell'immigrazione nella stampa quotidiana. Fermate l'onda tunisina, marea di gente, fronte caldo, campo di guerra, un accampamento, tsunami umano, assalti dal mare, l'esercito dei disperati. Immaginiamo una ricerca fatta con i ragazzi, d'accordo? E immaginiamo adesso di farli lavorare come? Beh, per esempio potrei sicuramente organizzare un'attività cooperativa del Jigsaw. È conosciuta l'attività del Jigsaw qui, per esempio? Sì? Qualcuno la usa? Ok. L'attività del Jigsaw che serve proprio per approfondire, per studiare, per smontare il testo, no? Allora, come si organizza l'attività del Jigsaw? Guardiamo questa immagine. Allora, questo è il mio gruppo base. Se ho 4 persone nel gruppo, devo avere 4 schede di lavoro. Se ho 5 persone, 5 schede di lavoro. È bene non andare oltre i 5, l'ideale è il 4 nelle attività cooperative. Allora, questo gruppo base deve affrontare la prima parte, individua le numerose metafore riferite agli immigrati e suddivideli in gruppi in base al dominio tematico. Allora ci accorgeremo che ci sono metafore legate, no, all'aspetto acquatico, no? L'onda, lo tsunami, no? Oppure alla guerra, esercito, no? Campo di battaglia e via dicendo. Ok, allora queste metafore all'interno di quei testi vanno spiegate. Allora ogni gruppo distribuisce ai suoi componenti una metafora. D'accordo? Ognuno quindi diventa esperto, dovrà essere esperto nella spiegazione di quella metafora. Ma come lo farà? Si unirà con tutti gli altri allievi degli altri gruppi che hanno la stessa metafora. Perché tutti i gruppi partono da una base di materiale uguale. Allora, andando nel nostro esempio, tutti i gruppi che avranno, non so, la metafora relativa allo tsunami costituiranno il gruppo di esperti rosa. Tutti quelli che avranno sulla metafora esercito costituiranno il gruppo viola e via dicendo. Quindi i gruppi di esperti avranno tempo, 3/4 d'ora per esempio, per approfondire e per chiarire il significato di quella metafora, ma soprattutto per domandarsi in quel contesto testuale quale effetto crea nel lettore quella metafora e soprattutto dovranno dire se quella unità lessicale è proposta come espressione positiva, negativa oppure neutra all'interno di quel contesto. Arricchiti di questo lavoro, di questo approfondimento, i gruppi, gli esperti torneranno nel gruppo base, per cui avremo che ognuno di questi porterà con sé il lavoro svolto con i compagni. E allora insieme, mettendo a confronto lavori diversi, però svolti con lo stesso procedimento logico, no? Risponderanno alla parte conclusiva, e cioè come vengono presentati gli immigrati nei giornali allora? Quali conclusioni si possono trarre? Si possono scoprire delle intenzioni, per esempio, nascoste dietro alle metafore? Si possono intuire delle possibili argomentazioni? Questo sarà il prodotto del gruppo base, cioè di ogni gruppo, che quindi nell'intergruppo potrà confrontare le varie soluzioni. Allora, quale caratteristica ha questo lavoro? Grossi momenti fatti insieme, mirati allo scopo, alla soluzione di un problema, e continui momenti di confronto creati in circostanze diverse, nel gruppo degli esperti, nel gruppo base, nell'intergruppo. Non ditemi che è difficile.
Sembra più difficile a dire che a fare. Io l'ho visto fare da esterna in una classe di terza elementare, no? Dove l'insegnante forse ha osato molto, ma dove l'uso del jigsaw, che lei ha utilizzato con degli aggiustamenti, cosa che è possibile fare, adatti ai suoi allievi per semplificare alcuni passaggi, ha reso un lavoro meraviglioso. Proprio uso questa espressione volutamente, pensando ai casi difficili che lei doveva affrontare in classe, dei bambini stranieri, no? Dei bambini con dislessia, 2 bambini con dislessia e anche una bambina border, no? Definita così dalla psicologa, che di fronte a questo lavoro ha manifestato una tale attenzione selettiva, no? Per cui aveva memorizzato tutta una serie di passaggi, di informazioni, evidentemente coinvolta in questa attività, responsabilizzata, perché anche lei era un esperto, tra virgolette, però l'insegnante l'aveva messa con i gruppi che lavoravano su un lavoro, no? Su una consegna più semplice. Ecco, ha trovato quindi in questo lavoro a sua portata la forza di attivare chissà quale memoria che era sconosciuta all'insegnante stesso e rispetto alla quale non sono riuscita a mettermi in competizione. Cioè io ho fallito, non ricordavo le cose che lei ricordava. D'accordo? Allora ecco la funzione quindi anche sociale delle tecniche cooperative. Bene, se durante il percorso è sempre importante far riflettere gli allievi su ciò che hanno svolto, è assolutamente necessario dedicare uno spazio a sé, a questo momento della ricostruzione e della giustificazione. Che cosa hai fatto e perché? Quindi non è però soltanto un guardarsi indietro, no? Riconosco che cosa ho fatto, ma anche cosa posso fare e che cosa mi permette di fare guardando anche in avanti, cosa posso creare di nuovo grazie a quello che ho imparato. Ecco, è molto importante fare queste domande ai ragazzi e gestirle anche attraverso una discussione, perché questo ci porta a quella che era chiamata all'inizio, nella prima slide, vi ricordate? L'autobiografia cognitiva. Cioè il ragazzo che narra, che si spiega, no? Che si guarda, ma che si spinge anche in avanti e quindi grazie a questo può anche autovalutarsi. Allora a me non interessa quanto si valuta l'allievo, ma il ragionamento che fa per autovalutarsi. Si limita a riconoscere ciò che sa, sempre, e se ha scoperto dei punti critici, li riconosce o no? E se anche li riconosce, sa trovare delle soluzioni ricordando quello che ha fatto? O ascoltando i compagni? Io questo dovrò guardare, quindi il suo sviluppo metacognitivo, e di questo dovrò tener conto per valutare. Fino ad arrivare quindi a un momento di produzione nuova, no? La generalizzazione, in cui l'allievo potrà rappresentare ciò che ha fatto, potrà generare, potrà costruire e potremo dare questa consegna. Mi direte voi come potrebbe essere definita questa consegna. Allora, inventa una regola con quello che hai fatto. Il motto non è proprio appropriato, no? Perché non è una regola, ma inventa, costruisci qualche cosa, realizza un prodotto con quello che hai fatto. Mi sono piaciute questi dipinti, mi sono piaciuti di Vladimir Usz, non so se si dica Usz, è polacco, non lo so. Lui definisce la sua pittura come una pittura, un realismo metaforico.
Che cosa potremmo fare noi di questo lavoro? Facendo sì che l'allievo lo spenda nel reale. Per esempio, potremmo dire di farsi carico di abbellire l'atrio della scuola. Apro una parentesi. Voi vi domandate, no, ma questi compiti autentici che devono essere autentici, legati al reale, ma io come faccio ad agganciare la realtà della classe, le attività al reale? Questa, per esempio, potrebbe essere una modalità, al di là del blog della scuola, al di là del giornalino, l'atrio della scuola, che a turno le classi gestiscono per allietarlo. È molto importante perché l'atrio viene visto da tutti, non solo dagli allievi, ma dai genitori, no? Dai rappresentanti, d'accordo? E allora questa classe ha avuto questo compito, costruire dei poster per rendere l'atrio della scuola più accogliente e stimolante. Cosa devono fare? Devono interpretare i quadri di questo pittore e capendo la relazione che c'è fra un'immagine, fra queste immagini che vengono rappresentate, no, sotto forma di metafora, inventare dei titoli, perché questi quadri avranno dei titoli, ma saranno titoli metafora. Saranno titoli metafora. La mappa nel mezzo è molto importante, sempre di Kagan. Ognuno pensa prima per sé, poi mettono insieme i 4 ragazzi i loro pensieri. Confrontano le soluzioni date individualmente e arrivano ad una soluzione condivisa. Alla fine, individualmente, ognuno, prendendo proprio spunto da quella o da quelle metafore che il gruppo ha prodotto, cercherà di comporre delle brevi poesie. Il tutto andrà ad unirsi nel poster. D'accordo? Vi ricordate? Avevamo detto, è molto importante, quando si lavora su compiti autentici, creare sì momenti cooperativi, ma anche il momento individuale, perché questo ci permette di mettere a fuoco determinati processi, soprattutto di tipo cognitivo, di tipo operativo, che magari nel gruppo potrebbero sfuggirci. Bene, allora è stata una carrellata di attività accompagnate quindi da una logica processuale di graduazione. Io vi propongo queste domande. Allora, parto dalla seconda. La domanda è già scontata. L'attività di Vladimir Kush può rappresentare un compito autentico? Forse l'ho un po' già detto, sì. Ma a quale livello di complessità e in base a quali requisiti? Così ripassiamo il discorso fatto anche negli incontri precedenti. E poi, dovendo valutare, vedete che io non ho presentato indicatori di valutazione, dovendo valutare quali sono gli indicatori per la componente cognitiva, per quella operativo-aggentiva, per quella metacognitiva e per quella interattivo-relazionale? Magari vorrei che venissero fuori, magari da una discussione, delle proposte. E ancora, ho insistito sulle tecniche didattiche nella promozione dei processi verso la consapevolezza fondamentale per la competenza. Quale funzione? Hanno una funzione così rilevante o no? Sia per l'apprendimento che per l'insegnamento. Ecco, io vorrei che le persone qui presenti, ma anche i colleghi che sono nei poli in collegamento con noi, potessero cominciare una discussione delle domande, ma anche delle considerazioni, ma anche delle osservazioni e degli apporti personali. Ok? Allora, adesso è meno un quarto, io faccio. Aspettiamo, osiamo andare oltre alle 17 finché non ci tolgono la corrente, alla peggio si chiude. Sì, ecco, alla peggio sì. Allora magari intanto diamo 10 minuti, va bene?
e poi cominciamo a raccogliere le prime domande. Quindi in questi 10 minuti, se volete, come avete fatto la volta scorsa, parlare tra di voi o lasciare delle domande scritte a Michela oppure mandarle a Lucia, noi siamo qua e aspettiamo